Bene, 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 voglio bentornati su Calcio Espresso, ragazzi. Bentornati al caffè del lunedì. Buonasera. Buonasera Dicevo a una tutti. nota pubblicità. Buonasera, buonasera, buonasera. E ragazzi, partiamo subito forte perché nonostante la 32esima giornata debba ancora finire, ci sta Fiorentina-Lazio tra poco, tra non molto tempo, stasera. Con una Fiorentina che proverà a togliersi definitivamente le sabbie mobili della Serie B. Noi partiamo forte perché esatto, con Salvio che salutiamo e salutiamo tutti, che dice complimenti all'Inter, quella vista ieri è stata una vittoria di carattere e poco da aggiungere. E infatti partiamo esattamente da questo, dalla domanda: campionato chiuso? Ma perché prima era aperto? Per molti sì, per questo faccio la domanda. Per molti. Ma no, il campionato era già chiuso, ragazzi. Cioè, come ho sempre detto, l'Inter ad oggi, cioè, prima di questa giornata, scusate se prendo la parola, ma prima di questa giornata in 7 partite l'Inter doveva staccare 3 partite. Quindi era impensabile che una che ha vinto 25-26 partite, adesso non ricordo, potesse staccare le ultime 3. Le ultime 7 perdendo 3 partite. E noi, d'altro canto, contemporaneamente dovevamo vincerne altrettante per superarli, quindi già era abbastanza... È stato un sogno poter fare una sorta di remontata, ma il campionato era chiuso, ragazzi, il campionato era chiuso. Ma un sogno costruito fondamentalmente dalle testate giornalistiche, perché Bravo. se non, io non parlerei manco di sogno, forse era veramente una mission impossible. Solo Tom Cruise ci poteva riuscire, no? Comunque io ti dico la verità, una piccola speranza me la davo pre... Mannaggia, c'è cattivo tempo. Mannaggia. No, mi sentite? Colgo l'occasione di questa cosa solo per ricordarvi anche un'altra cosa. L'unica striscia di vittorie consecutive che abbiamo fatto, 11, sono state fatte da Spalletti in epoca del primo scudetto di Spalletti. Noi dovevamo farne, si ipotizzava di fare il filotto fino alla fine, considerate fino alla fine del campionato. Quindi fine campionato, vittorie consecutive, fino alla fine 12 vittorie consecutive. Era impensabile, cioè era pronosticamente, come si può dire, probabilmente calcisticamente si poteva arrivare, ma era impensabile fare 12 vittorie consecutive e sperare che l'Inter potesse cascare in 3-4 sconfitte. Dai ragazzi. Comunque, no, ma infatti Fernando, testate giornalistiche hanno ricamato tantissimo. Assolutamente, assolutamente. Non so se Fernando è tornato, insomma, forse in maniera più stabile. Sì, ci sono. Voi mi sentite? Sì, volevi aggiungere qualcosa? No, vabbè, io volevo solo dire che matematicamente una piccola possibilità ce l'avevamo nel caso in cui l'Inter non vinceva con la Roma, ma in realtà le due partite più difficili di questo, tra virgolette, di questo periodo dell'Inter, l'Inter ha dimostrato che con i controcoglioni 5 gol alla Roma, 4 ieri al Como, andando sotto e recuperando e vincendo una partita che forse noi non avremmo mai vinto. Questo non lo so, sicuramente diciamo finché la matematica, tra virgolette, non condanna, è anche giusto per tanti provare a sognare, ma noi sappiamo bene che questo sogno era assurdo già diverse giornate fa, quindi sotto certi punti di vista io posso quasi dire che mi ha anche tranquillizzato, vi dico la verità, il risultato dell'Inter di ieri. Non so se potete capire quello che vi sto dicendo, perché ha vinto, si è messo a più 9, campionato tendenzialmente chiuso. Smettiamo di parlare di questo sogno impossibile, concentriamoci sul confermare il secondo posto. Ci ha dato anche una grande mano, Bravo, tra l'altro. Io con i miei colleghi, quando ieri ho smontato dal pomeriggio, io questo dicevo, ragazzi, perché no, l'Inter ha da vincere, l'Inter ha da perdere, perché può essere che riuscimmo a recuperare un punto. No,
L'Inter per me deve vincere, perché così il Como resta a -8, che è il quinto posto. Con 18 punti a disposizione, il Como a -8, il quinto posto del Como. Noi dobbiamo blindare la Champions e va benissimo così. Assolutamente, assolutamente. E poi infatti stavo aggiungendo che blindare la Champions e mettersi, devo dire la verità, piazzarsi un attimo al secondo posto dopo che l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, quindi piazza d'onore, tutto sommato, considerando che l'ultima volta siamo arrivati decimi dopo aver vinto il campionato, potrei anche accontentarmi quest'anno tendenzialmente, no? Ci può far stare anche tranquilli questa cosa dal mio punto di vista, ma volevo tra l'altro aggiungere un paio di cose per quanto riguarda la partita Como Inter che io ho visto e riprendo il commento che aveva fatto Salve all'inizio. Poi ne ha fatto anche un altro interessante, ma ci arriviamo dopo. Quella di ieri è stata una vittoria di carattere e sono assolutamente d'accordo perché onestamente fino al gol di Thuram il Como stava totalmente strameritando di vincere. Se il Como il primo tempo andava 3-0 anche 4-0 non avrebbe rubato assolutamente nulla, però quello che ha detto Salvio io sono assolutamente d'accordo, perché è stata assolutamente una vittoria di carattere, perché l'Inter è rientrata in campo nel secondo tempo da grandissima squadra, da squadra padrona del proprio destino, ha ribaltato la partita e le è andata a vincere e aggiungo che ha sofferto un pochino alla fine per un rigore probabilmente inesistente, che secondo me si sono drogati, insomma, un attimo arbitro e VAR, io penso che si sono fatti un attimo un paio di canne, lo dico proprio tranquillamente così, per chiamare quel rigore al Como, non so se l'avete visto, ma quello è un rigore totalmente inesistente, cioè non esiste I maliziosi direbbero che quel rigore è stato dato per far dire all'Inter che anche loro hanno dei torti arbitrali. Ma ragazzi, però i razionali dicono che tutte le squadre hanno torti arbitrali, come è successo a noi, come è successo alla Juventus, al Milan, a tutti, anche all'Inter succedono di torti arbitrali. Assolutamente sì, un rigore totalmente inesistente, ma l'altra cosa che volevo aggiungere, perché poi ci aiuta a collegarci anche all'argomento che probabilmente ci potrebbe interessare di più in questo caffè del lunedì, è che se si ha carattere sicuramente le partite si possono ribaltare, se si hanno i giocatori le partite si possono ribaltare, se si ha gioco le partite si possono ribaltare, ma soprattutto se si ha di fronte un avversario che vuole giocare a calcio e che non si nasconde e che non si mette con 11 uomini dietro la linea del pallone, allora sì, le partite si possono anche provare a ribaltare. Insomma, questa chiaramente è una battuta slash provocazione, però chiaramente stiamo passando direttamente a Parma-Napoli, naturalmente. Vi metto l'immagine, insomma, dell'argomento, uno degli argomenti principi, insomma, per quanto riguarda la partita, però introduciamo Parma-Napoli perché chiaramente è quello che ci interessa di più. Il Napoli ha steccato, insomma, ha pareggiato contro un Parma che definire difensivo è quasi un complimento, onestamente, perché veramente, ragazzi, cioè, questa sta facendo un calcio che non c'è, capito, definire anticalcio un non calcio, veramente un non calcio. Cioè, questo è capace di far giocare il Parma peggio del Milan di Allegri, cioè che è tutto dire sostanzialmente. Però il Napoli c'è cascato e in questo caso, e la prima domanda è: che cosa vi ha deluso di più di questa partita, al di là del risultato sostanzialmente? Un po' di cose. Se ne dovessi scegliere una. Inizi tu o inizio io? No, vai, Andrew, vai tu. No, vabbè, un po' di cose random, iniziando da Juan Jesus che fa una lettura strana sui primi 30 secondi, invece di andare a marcare Strefezza, va a marcare il Fece, dove c'era Buongiorno, forse perché lui ha un piede sinistro ed è portato a marcare sulla sinistra, questo non lo so, infatti ecco, mi aggancio, non capisco perché non venga scelto Juan Jesus invece che Buekema sulla destra, perché giochiamo con tre mancini in difesa e non abbiamo un destro, e Buekema che gioca destro a destra va in panchina.
Questa è una cosa che non riesco a capire. Un Non riesco a capire. ma tra l'altro pagato 31 milioni, Cioè, nel senso... Sì, voglio capire l'adattamento di una difesa nuova, perché è una difesa comunque a 3, dove lui non ha mai giocato a 3, ha sempre giocato a 4, perfetto, però ha fatto delle buone prove in una difesa a 3, e se non lo metti contro il Parma, dove sai che da quel lato là c'è strefezza, che Juan Jesus se lo mangia, e infatti poi nel secondo tempo questo ha fatto, ha rimesso Beckham al posto di Juan Jesus, e quando lo devi non abbiamo mettere? sofferto più, diciamo, Ah? strefezza. Non abbiamo più sofferto strefezza. Non abbiamo sofferto strefezza perché stavano 11 più racchettapalle dietro alla linea del pallone. Vabbè, sì, dicevo, nelle poche ripartenze che hanno fatto. Sì, non abbiamo sofferto perché comunque ha dato, cioè ha fatto un po' di muro. Quello che non mi è piaciuto ieri è anche il discorso dei Fab Four, che poi credo che, vabbè, ne parliamo adesso. I Fab Four va benissimo tutti e 4 insieme, ma in questo momento, ragazzi, rispondetemi anche voi, Anghissà ha tutti i 70/80 e 90 minuti nelle gambe, o è meglio giocare con McTominay dietro mezzala, incontrista, centrale, dove cazzo volete voi, mettendo Alisson Santos che ti dà più imprevedibilità sulla sinistra? Non è meglio così? E far ruotare i Fab Four, anche perché abbiamo visto che i Fab Four fondamentalmente a volte si pestano anche un po' i piedi, e McTominay stesso è un ibrido lì. McTominay è un interno di centrocampo, McTominay è una mezzala, al massimo un trequartista, ma non è una seconda punta, non può fare quel lavoro lì. Poi mi chiudo, mi taccio. Avete ragione il discorso di questa che si chiude, ma quante squadre si sono chiuse? Per esempio l'Inter ha scardinato le difese avversarie. No, ma Di questo forza, di carattere, di cattiveria. No, ma questo aspetta, questo è un discorso, è un altro discorso. Io l'introduzione sul fatto che questa si chiude era sicuramente un po' una provocazione, è un po' in realtà un continuare a criticare questa tipologia di calcio che a me onestamente e sono non d'accordissimo, piace. ma purtroppo dobbiamo... Poi è chiaro che il Napoli deve trovare i modi di vincerle queste partite. Cioè, questo è il problema. Dal mio punto di vista, stupidissimo, e diciamo da commentatore da bar, se tu non fai quel suicidio all'inizio della partita, poi l'episodio lo puoi trovare per vincerla anche 1-0, insomma, di cortomuso, come si vuol dire, però quello è stato un suicidio iniziale. Devi comunque cercare di scardinarla con i tiri da fuori, le devi prendere a pallate, devi aumentare il ritmo, invece ieri facevamo passaggi in orizzontale. E quando tu hai Giovane che hai sostituito Højlund, metti Cross al centro. No, perché sono tutti piccolini. Devi giocare palla a terra se togli Højlund. Invece noi mettiamo questi Cross che erano telefonati per Suzuki. Vabbè, tra l'altro il problema Cross nel Napoli è abbastanza radicato. Non facciamolo tirare fuori fuori all'aria, per esempio. Sono tante cose. Guarda, poi do la parola a Fernando e a te. Questa è stata la partita modello per capire cosa il Napoli deve migliorare per l'anno prossimo, perché si sono viste tutte le pecche di quest'anno, a salvo infortuni, tutte le pecche di quest'anno in questa partita. Vai Fernando. Aspettavo la fine. No, allora, io fermo restando che comunque prendere un gol dopo 30 secondi ti condiziona un po' la partita. A me, se proprio devo dire che cosa mi ha deluso più di tutto ieri, la butto lì, Antonio Conte. Ma per un semplice motivo: lui dopo la partita, quando viene intervistato da DAZN, gli fanno la domanda e lui risponde dicendo che si aspettava un Parma così basso, ok? A questo punto io dico, se tu ti aspetti un Parma così basso, ce lo aspettavamo tutti, aggiungerei. Assolutamente, ma se tu ti aspetti un Parma così basso, allora io non capisco il perché Alisson Santos non giochi, che è l'unico che in questo momento ti punta all'uomo, crea superiorità, comunque crea un po' di casino, perché anche col Milan, per esempio, no? Tu segni perché Alisson Santos si chiama il raddoppio, si libera il
Oliveira e poi Alisson Santos fa il passaggio, e sappiamo come va a finire. Quindi se partiamo da un presupposto, per me l'esperimento Fab 4 è fallito al netto di quello che abbiamo visto questa stagione, quelle poche volte che sono riusciti, che hanno giocato tutti e quattro insieme, perché a me onestamente non piacciono. All'inizio potevamo dare colpa, tra virgolette, a un modulo che non si trovava. Oggi tu stai giocando con il modulo che è stata la tua fortuna quest'anno, ritornano tutti e quattro. Con il Parma fai fatica, perché non hai tra questi quattro quello che ti salta l'uomo. Hai dei grandissimi palleggiatori, questo indubbiamente. Ti dico di più, col Parma forse non serve nemmeno Lobotka, ma serve Gilmour, che è più verticale, che è più veloce, cerca i cambi di gioco, cerca di verticalizzare di più. Al netto che comunque poi è Lobotka che fa la magia di prima, che dà il pallone a Hollywood, che poi fa la sponda a McTominay. Quindi non sto dicendo che siano scarsi, non sto dicendo che non sono buoni, però giochi col Milan, hai più spazio perché il Milan se la viene a giocare la partita, mi vanno bene i Fab fuori in campo. Con il Parma, se ti aspetti un Parma così chiuso, mi serve gente che salta l'uomo. E soprattutto, una volta che tu hai visto che il Parma non esce più dalla sua area di rigore perché ormai si sono barricati là dietro, quando rientri al secondo tempo, a me non mi serve niente Beuke per Juan Jesus. Cioè, vai. Tanto anche Buongiorno, fondamentalmente, ieri ha fatto il trequartista, paradossalmente, perché giocavamo nella tre quarti del Parma. Quindi che tu mi fai entrare Beuke per Juan Jesus a fine primo tempo, cioè è inutile. Fatra sia Elmas, Fatra sia Alisson Santos, ma questo è non perché io voglio vincere la partita, perché spero nella sconfitta dell'Inter e voglio vincere lo scudetto. Però se tu mi dici io me l'aspetto il Parma così basso, allora Antonio Conte è sbagliata formazione. Poi un'altra cosa, io non so che fine abbia fatto Meret, ma a livello di portiere l'abbiamo sempre detto, no? A livello di portiere tra i pali Meret è più forte di Milinkovic-Savic. Non sto dicendo che Meret ieri prendeva il tiro di strefezza perché ha fatto un colpo da biliardo bellissimo, però Milinkovic mi serve perché ha il lancio lungo con i piedi che quando la squadra ti viene a pressare alta tu li scavalchi. Una volta che tu sai che questo il Parma non lo fa, mi serve Meret in porta, non Milinkovic-Savic. Cioè, capito quello che voglio dire io? Poi questa sulla falsa riga dell'andata ha preparato una partita per non perché ha fatto la stessa partita che ha fatto all'andata. Hai detto una cosa sacrosanta, sapendo quello che è successo all'andata, che è uguale, solo con la differenza che non avevano segnato nel primo minuto. Tu questa partita qua la dovevi fare in maniera completamente differente, perché abbiamo fatto la stessa partita dell'andata noi, ragazzi, la uguale. Interpreti diversi. Con la differenza che però tu all'andata non avevi la possibilità di giocare in modo diverso, perché eri in piena crisi infortuni. Ieri tu comunque il modo di giocare, che ne so, faccio un esempio stupido, una volta che finisce il primo tempo, ma per me lo doveva fare già da inizio partita, leva Anghissà, metti Alisson Santos e si va di 4-2-3-1. Invece no, abbiamo iniziato la partita a palleggiare lì al limite dell'area, tanto loro sanno che Lobotka non danno forza per tirare da fuori. Anghissà, per quanto sia forte, non è un tiratore da fuori. L'unico che poteva creare qualcosa era De Bruyne, ma loro te l'hanno schermato e lui per giocare la palla doveva venire a centrocampo, quindi tiri da fuori zero, chiusi dietro e casomai lanciamo la palla in avanti sperando che quei due là davanti riescano a fare quello che hanno fatto al 30° secondo. Basta, questa è stata la partita del Parma. Hai sbagliato tu la partita, fondamentalmente. Poi ti dico, è un pareggio anche buono per quanto riguarda la Champions, perché comunque il turno è stato favorevole, perché il Milan ha perso, il Como ha perso, quindi alla fine... Sì, però la Juve ce l'avevi, tra virgolette, già lontana. E a 7 punti. Hai a 3 punti il Milan, a 6 la Juventus e 8 il Como.
No, a 3. Il Milan ce l'hai almeno a 5 punti, Andrea. 3. A 3 punti il Milan, me ne ricordo di più onestamente. 66, 63, 60, 58. Ah, ok. Vabbè, comunque, nel senso... Guarda te. Beh, perfetto. Bravo, quando sei così efficiente, bello. Capito? Comunque alla fine tu mo la corsa la devi fare sul Como, perché poi arrivi secondo, arrivi terzo, arrivi quarto, comunque vai in Champions League. Quindi alla fine la corsa è sul Como, calcolando che poi hai lo scontro diretto, perché molta gente questo non lo pensa, perché no, Como ha da vincere, Como ha da fa, ma tu comunque devi andare a giocare là. È una cosa andarci a giocare che stai a più 8, una cosa è andarci a giocare che stai a più 6 con un possibile più 3. E per come ho visto il Como ieri sera, saranno cazzi amari quella partita. Io perciò mi rammarico non tanto per lo scudetto ipotetico, ma perché ieri questa partita doveva a cazzarola essere vinta, perché in questo momento tu ti portavi a più 10 sul più 10 sul Como. No, ma assolutamente, ma la partita di ieri io sono d'accordo naturalmente con entrambi e soprattutto anche con Fernando, ma semplicemente perché la cosa che ho pensato da inizio partita e pensate che io l'ho vista purtroppo da un ristorante sul telefono sostanzialmente, perché ero a un compleanno e dal primo momento, a parte il fatto che il Parma aveva segnato subito, ho pensato ma perché insistere con questo modulo e non mettere Alisson Santos dall'inizio e non avanzare un po' questo Santissimo Politano che comunque probabilmente è in fase un po' calante e quindi non ha più la forza per fare tutta la fascia e poi puntare. Perché non avvicinare un po' con gli attaccanti e i trequartisti alla porta, insomma, e dover palleggiare là dietro in maniera spesso e volentieri sterile? Cioè, questa cosa purtroppo non l'ho capita, ma purtroppo è pur vero che Conte, come la maggior parte degli allenatori, se non quasi tutti, hanno purtroppo le loro fisime, non c'è niente da fare. Lui ce le ha, quest'anno si è messo con quel modulo, si è convinto che lui vuole giocare con i 4 centrocampisti, quando ad oggi, al di là delle qualità e del modulo, c'è, come diceva Andrea, Anghissà, ragazzi, Anghissà non ce le ha più di 50-60 minuti, diciamo, nelle gambe, e aggiungerei Anghissà è un giocatore che mi giocherei a questo punto gli ultimi 20-30 minuti, perché magari ti può dare quella prepotenza fisica nel finale di partita, ma ieri, ma non ieri, Anghissà da quando è rientrato ancora naturalmente per ovvie ragioni, anche per la questione del fisico, ancora non è rientrato perfettamente in forma, ancora non ha quella prepotenza in mezzo al campo che ci ha abituato a mostrarci sostanzialmente. Quindi per me è un giocatore che al momento sta passeggiando anche in campo, insomma, per me dei 4 è il peggiore, chiaramente. D'altronde è stato torto subito. No, io credo che la migliore soluzione per i Fab Four sia dividere i Fab Four, nel senso che alla fine del campionato credo che uno, se non due, non ci saranno più. Il primo indiziato secondo me è proprio Anghissà. No, vabbè, ma al di là di questo, cioè non è che uno per non farli giocare tutti e 4 insieme per forza li devi vendere. Cioè io mi aspetto da un allenatore della caratura di Antonio Conte, dal carattere di Antonio Conte, che cioè, comunque sono giocatori. Conte è l'allenatore, quindi l'allenatore decide che Anghissà sta da panchina. Non posso mai pensare che Anghissà si possa lamentare, capito? Cioè non è più il Napoli di una volta, ma comunque non lo accettavo nemmeno una volta quando tu dici non gioca Anghissà, gioca Radosevic, allora tu dici ma perché non sta facendo giocare Anghissà o sta giocando Valdifiori, allora tu dici ma non è perché non gioca Anghissà, cioè se non gioca Anghissà è perché sta giocando. Battete un colpo se conoscete e vi ricordate Radosevic in chat, veramente. Josip Radosevic. Perché questi sono nomi per pochi. No. Quello che mi è sempre piaciuto e poteva dare tanto era Hassan Yebda. Sì, però, cioè, capito? Però Yebda in Coppa Italia. Però Yebda, con tutto il rispetto per Yebda, e a Waller a destra era Anghissà che fa pure rima, no?
Allora lì, se Anghissà non gioca, io posso anche capire, ma cioè, se tu non giochi è perché sta giocando McTominay e De Bruyne. Poi questo non vuol dire che anche perché tu a De Bruyne al 60° minuto o vuoi sempre, perché lo vuoi levare sempre, perché è il primo indiziato se vuoi cambiare qualcosa. Pure ieri, perché poi ieri alla fine Alisson Santos non entra per De Bruyne, ma se vi ricordate all'inizio i telecronisti di DAZN avevano dato la sostituzione De Bruyne, Alisson Ma anche Santos. stesso col Milan, È Quindi McTominay che poi ha fatto cambiare la sostituzione. Allora a questo punto tirati l'assettata per un pari partite in panchina e poi lo metti a lui dopo, capito? Cioè, siete giocatori, non è che nella vostra carriera non avete mai fatto panchina. Non puoi guardare il nome. Il problema sia l'ha centrato in pieno Vincenzo. Ogni allenatore ha le sue proprie fissazioni. Lui ha la fissazione dell'equilibrio. Ha trovato una sorta di equilibrio con questo sistema di gioco, non tanto il modulo quanto per gli interpreti. Perché io, per esempio, ti posso anche dire Politano non ce la fa a fare quelle fasi. Sai benissimo che in panchina hai Santelmas che quelle fasi le fa. Che quella posizione la mastica bene e ti può fare il Politano della situazione, anzi sì, però, è anche più fresco. Sì, però Andrea, aspetta, fermati un attimo, perché comunque dopo la stagione che hai avuto, tu hai trovato un modulo sul quale hai costruito anche la vittoria, per esempio, in Supercoppa. Quindi non è il modulo che è sbagliato, perché Politano, che me Politano non segna più come prima, a me tifoso, se il Napoli vince, mi interessa relativamente, a meno che non ce l'ho al fantacalcio. Ma se perciò non ti parlo di modulo, ti parlo di interpreti. No, però, per esempio, io faccio sedere Anghissà. McTominay è, come dicono in Inghilterra, un giocatore box to box, no? Quindi che sa fare benissimo le due fasi. Capisco anche che McTominay ti dà tanto di più in fase offensiva in questo momento, però Anghissà non è in forma. Si arretra McTominay, esce lo spazio per Alisson Santos. Poi che segna Alisson Santos e non segna Politano, che Politano deve solo difendere e non deve attaccare. A me tifoso non mi interessa, a me interessa vincere la partita. Ma vi dico un'altra cosa, perché poi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Noi mo stiamo parlando perché il Parma ha fatto un tipo di partita, ma noi dopo l'1-1 abbiamo rischiato 4 volte di prendere il 2-1 dal Parma. Cioè, quindi non è che noi abbiamo fatto questa grande partita, questa grande prestazione che dici, Madonna, mi serviva Alisson Santos dopo l'1-1 siamo calati e dopo l'1-1 dovevamo spingere, invece siamo calati di più e perciò guarda caso hai fatto uscire Højlund e là siamo calati. Ma perché poi non hai più nessuno lì comunque, perché Giovane Mingerlino non è una prima punta. viene mangiato, non è la sua partita, mettiamola così. Cioè avrei preferito più mettere McTominay a quel punto prima punta che Giovane, spostarlo come ha fatto col Milan, perché non è la sua partita quella. Sì, ma comunque tu difensivamente non hai fatto, cioè nel momento in cui il Parma attacca, tu soffri. Cioè, quindi non è che hai fatto chissà quale partita, capito che ti voglio dire? E poi, se voglio fare un attimo un paragone tra Napoli e Inter, cioè l'Inter ieri nel secondo tempo è entrato col sangue agli occhi. Io ieri nel Napoli non ho visto manco questa voglia incredibile di voler vincere la partita, capito? Cioè, proprio negli atteggiamenti l'Inter è entrato nel secondo tempo, se l'ha magnata a Chiloro Como. Cioè, ha deciso, devo vincere, basta, tu non sei più nessuno. Noi questo no, non l'abbiamo fatto. Ed è lì poi la differenza tra vincere o non vincere, secondo me. Questo è assolutamente, cioè sono assolutamente d'accordo ed è assolutamente così, A proposito, insomma, sempre di Napoli-Parma, il simpaticissimo Emanuele Bitetto, insomma, ha fatto un commento, dice, sti Fabio forse un abisso, magari lo guida, è sempre divertente quando fanno queste cose, insomma, scrivono queste minchiate, insomma. La ADL League. Sì, è sempre divertente. Ma però volesse cielo, ma posso dire, no, ma volesse cielo veramente. Ma al di là delle battute, in realtà mi aiuta perché volevo chiedervi, insomma, un parere su questo episodio, insomma, che è stato un episodio che è stato chiaramente molto discusso all'interno di Parma-Napoli. E la domanda è, rigore o non rigore? Se dite che
È rigore, rigore. ma non voi, dico in generale, siete disonesti intellettualmente. Siete Che disonesti. cosa? Se? Non voi, dico in generale, la gente che ci segue, se dite che è rigore, siete disonesti intellettualmente. Siete Per me è disonesti. rigore invece. Ma non può essere mai rigore, ragazzi, non può essere mai rigore. Ma come questi anche altri episodi. È una palla che è improvvisa, non è intenzionale, sta sulla linea del pallone, purtroppo quello sta marcando l'uomo del Parma. Spinazzola, non so che cazzo ha da fare, sbaglia, svirgola, il pallone va sul braccio di Cadafà, se l'ha da tagliare. Fatemi capire. Dai, Beh, però fare Andrea, su questo. non è posizione naturale quel braccio, Ma cioè, sta attenzione. coprendo lo spazio. Ma è un spazio a chi? Andrea Candela Al nessuno. giocatore del Parma che sta dietro, Ma l'altro, se avesse colpito l'altro braccio, ti posso pure dare ragione. Andrea, non tiene nessuna rete, guarda, Che sta deve lo correre blocca a così, 600 metri. deve correre così. No, Deve Andrea, correre dai, come un pinguino. il braccio non è. Poi io ti ripeto, possiamo discutere se è rigore o non è rigore. Per me è rigore perché è una frittata incredibile del Napoli. E ti dico di più, a me a parti inverse, se non mi avessero chiamato questo rigore, io mi sarei incazzato parecchio. Ti dico la verità, perché non è una posizione, non è come il rigore di Napoli-Verona, cioè che lì si è sfortunata. Anche qui c'è la sfortuna. Ma Andrea, ma chi le tiene un braccio là? Anche perché tu poi devi considerare anche il danno procurato, perché tu che ne sai se non c'è la mano di Buongiorno, tu sai il pallone dove va? E tu che ne sai se chi lo Il parla non segna? regolamento, si prende sempre il regolamento alla mano, no? Ma il regolamento dice che una palla improvvisa non è rigore, non è fallo di mano, non è punibile. Ah, boh, Andrea, però quanti palle di mano hanno chiamato chi stanno? Il Cioè, tu problema è proprio quello, ma il problema è proprio ma tu quello, ti che devi, ci ma sono i tu ti devi precedenti. adattare. No, però tu ti devi adattare all'arbitraggio del campionato. No, è sbagliatissimo questo messaggio. No, tu non ti devi adattare all'arbitraggio del campionato, perché gli arbitri hanno dimostrato che un giorno rispetto all'altro cambiano decisione sullo stesso episodio. Tu ti devi adattare su quello che c'è scritto. Se sul regolamento c'è scritto che una palla improvvisa che tocca il braccio ed è un tocco non mi ricordo, involontario, non è punibile con un fallo. Poi ti devi adattare a questo. Il problema è proprio questo, quello che hai detto tu, che ci sono stati altri episodi. Però quello che dici tu per me è Napoli-Verona. Questo a Buongiorno è il braccio larghissimo, Andrea. Cioè, non è che tu dici ma Gugliutoraccio ce l'avevo un po' aperto. Andrea, Fernan, in realtà a termini di regolamento Andrea ha ragione, cioè nel senso il braccio è naturalmente largo e questo siamo d'accordo. Buongiorno stava correndo, il braccio è largo perché Buongiorno corre comunque diciamo, è sempre abbastanza scomposto. È un bue Buongiorno. Esatto, esattamente. Però chiaramente Spinazzola calcia e quella è una palla comunque immediata perché stanno a 0 centimetri di distanza. Quindi a termini di regolamento chiaramente Andrea ha ragione, però se per esempio mi ponete a me la domanda ma è rigore o no, io non vi so rispondere per tutti i motivi che avete detto voi, cioè, capito? Io non chiaramente quello è il problema. Chiaramente parlando da esterno e parlando da persona insomma che guarda il calcio e non da arbitro chissà che cosa, non vi so rispondere perché a termini di regolamento io ti posso dire ok, ci sta nei parametri l'immediatezza la cosa, quindi non è rigore. È pur vero che come hai detto tu Fernà, quest'anno ne sono stati chiamati tantissimi simili o anche meno evidenti tra virgolette, e quindi poi chiaramente ti sorge la domanda: se quelli sono stati chiamati, perché questo non è stato chiamato? Oppure, cioè per esempio perché questo è anche, e per dire, e questo sono due episodi che sono stati tra virgolette diciamo giudicati simili quando in realtà simili non sono, cioè purtroppo ci torniamo dopo su questo qui però se permettete. Quindi purtroppo insomma questa domanda è rigore o non è rigore chiaramente era comunque molto provocatoria, perché in realtà noi non possiamo e non potremo mai saper rispondere quest'anno, perché come ha detto Andrea, e questo è vero, applicano il regolamento a come gli pare, a quello che pensano durante quella giornata. E torno sull'episodio che secondo me è più scandaloso di questo, perché questo qui, ripeto, a termini di regolamento rigore non c'è,
se chiamano rigore, io non avrei detto nulla, cioè perché ne hanno chiamati tanti altri uguali. Tornando su quella questione, purtroppo non ho l'immagine, ma potrei anche provare a recuperarla, del rigore chiamato contro l'Inter, se tu guardi quella cosa, cioè lì è totalmente tutto senza senso. Ma questo è per capire che, cioè per ragionare sul fatto che loro applicano il regolamento a come, cioè io non gli posso dire nemmeno a come gli conviene, a come gli pare, secondo me a come gli gira la testa in quel momento. Perché No, c'è... però quello che voglio dire io, scusami se ti interrompo, così come faccio un esempio stupido, quando parliamo della regola dell'espulsione da ultimo uomo, no? Ci sono dei fattori che devono essere, cioè ci devono essere dei fattori per far sì che sia espulsione, no? Fernando è morto. è morto. Vabbè. Intanto rispondo a Mauro, insomma, forse sei entrato adesso e hai ascoltato me tendenzialmente parlare su questo episodio. Io l'ho detto. I pareri li diamo sempre, insomma, anche perché è abbastanza ingenerosa questa. Mauro, io l'ho detto, commento, se dite che questo è rigore, siete disonesti. Io mi sono esposto. Io comunque ho detto che a termini di regolamento il rigore non c'è, perché come stava dicendo Fernando, anche se poi è esploso, i fattori insomma per definire che questo non è calcio di rigore ci sono tutti quanti, perché ripeto, Buongiorno stava correndo, Spinazzola colpisce il pallone, stanno veramente a 0 centimetri di distanza e quindi c'è un tocco di braccio nell'immediatezza di un calcio, insomma di una giocata, quindi non è fallo tendenzialmente. Quello che stavo dicendo, quindi io comunque penso che non sia rigore, ok? A termini di regolamento io sono convinto che non sia rigore, come non lo erano tantissimi altri rigori che sono stati fischiati e chiamati quest'anno. Quello che stavo cercando di dire provocatoriamente è che se me lo chiedi, quest'anno, guardando tutto il campionato, ragionando un pochino a 360 gradi su tutto il campionato, chiaramente non ti riesco a rispondere, perché io ti dico, guarda, da regolamento non c'è, però magari tu mi recuperi altri 400 episodi di quest'anno, dici, ma questo è stato chiamato, allora io ti dico, vabbè, se questo è stato chiamato, dovrebbe essere chiamato anche questo. Cioè, il problema, secondo me, sta là, chiaramente, nella confusione allucinante che secondo me hanno creato quest'anno. Cioè, io non so se Mauro ci sta continuando a seguire, insomma, ho cercato di far capire il motivo per cui stavo parlando in un certo modo. Cioè, la posizione io te la prendo, per me non è calcio di rigore, perché il regolamento sta là, parla chiaro, secondo me sono tutti parametri, l'ha detto pure quello scappato di casa di Marelli, sostanzialmente. Quindi insomma questo. Poi per il resto sostanzialmente ci siamo capiti. Fernando è rientrato. Ciao, che cosa stavi provando a dire? Ciao. No, stavo provando a dire che secondo me anche così con il fallo di mano, così come per l'espulsione da ultimo uomo, ci devono essere delle condizioni o meno per far sì che sia rigore o meno, perché è vero che questa è una palla ravvicinata, è vero che è una palla in attesa, però Aiù Buongiorno per me non ha il braccio consono al movimento del corpo e in una posizione naturale che tu dici sto correndo ma cugliuto in copporaccio, però scusami Fernando. No, vi interrompo io. Cioè, tu come fai a giudicare diciamo correndo qual è la posizione naturale in quel preciso istante in cui Buongiorno deve mantenere il braccio? Cioè, magari lui, partendo dal presupposto che Buongiorno è scomposto nel modo di muoversi, lui per qualche motivo si stava mantenendo in equilibrio, pensando che il pallone non arrivasse mai in quella zona di campo, no? Non gli andasse mai a toccare il braccio, perché lo tenevo in controllo in teoria Spinazzola. Cioè, come fai a dire è naturale o non è naturale? E la posizione naturale del braccio è, se ritorno un attimo sulla questione del tocco di braccio di Gatti
in Atalanta e Juve. Allora qui che c'è spazio, ok, in cui tu Gatti sai che Raspadori sta per crossare, lo sai, lo sanno pure le pietre che sta per crossare, allora tu lì puoi giudicare, ma Gatti non lo teneva a posto il braccio, non lo sto dicendo in questo senso, no, in generale, lo tiene o non lo tiene a posto il braccio perché ha avuto magari anche quel mezzo secondo per ragionare e per mettersi a posto. Cioè in questa situazione per me Buongiorno non ha avuto il tempo di mettersi a posto, per questo c'è una aggravante. No, e invece se tu ti vai a vedere Buongiorno sta marcando ma Mikhailovski, là come si chiama, Guaglione che trasù, lo sta marcando lo spazio, perciò ha le braccia larghe. Andrea, ho giocato a pallone, Fernando, come fai a prendere posizione? Però dobbiamo, onestamente, cioè lascia stare il fermo immagine, parliamo del fermo immagine, però se io guardo il fermo immagine, il braccio di Buongiorno che dovrebbe essere largo per difendere lo spazio dal giocatore del Parma non è quello che ha largo, ma è l'altro, perché il giocatore del Parma è dall'altro lato. Lo sta trattenendo, lo vedi che lo sta trattenendo sul braccio destro col braccio sinistro del Parma. Però se ci andiamo a vedere il video del momento, perché io poi ti ripeto, io parlo per quello che mi ricordo, perché ti ripeto, a me se questo rigore non me lo chiamano contro, bestemmio, perché nel momento in cui fanno vedere il video dell'episodio, Buongiorno quel braccio non ce l'aveva già largo, Buongiorno lo allarga, non lo so, per uno spasmo muscolare, perché c'è una crisi epilettica, non lo so, ma Buongiorno non ce l'ha già largo il braccio, allora tu dici ma cuiut, cioè è una frazione di secondo, sarà forse anche un riflesso incondizionato, un riflesso naturale, ma sembra quasi che come Spinazzola calci, lui per la paura allarga il braccio. Per me, ti ripeto, poi mi posso sbagliare, io ti dico, per me è calcio e rigore, perché se mi succede contro e non me lo danno, bestemmio, punto. Faccio la chiosa, poi me ne vado perché tengo che fa e il dovere mi chiama, purtroppo. Il problema è proprio questo, quello che hai detto tu, lui non se lo aspetta. Quindi come si chiama in italiano? Ma che vuol dire come si chiama in italiano? Quindi da regolamento cos'è? Il problema, Fernà, il problema che la gente pure che ci sta commentando dice questo è rigore, questo non è rigore, se l'anno scorso Bissek è stato dato, voi avete vinto il campionato. Il problema non è il regolamento, perché se fosse seguito alla lettera il regolamento, questo non sarebbe rigore. Il problema è che sono stati creati da un po' di anni a questa parte. Fortunatamente non ce l'hanno chiamato rigore, cioè, fortunatamente hanno applicato il regolamento e non ce l'hanno applicato. Bissek per esempio il regolamento, perché Bissek fa così ed è diversa la dinamica. Il problema è che episodi del genere sono stati chiamati come rigori a favore o a sfavore di squadre di alto bassa classifica, sti cazzi, ma sono stati chiamati. Il problema è proprio questo, che non c'è una regola precisa e in testa ai tifosi, agli sportivi, che sta in rigore, chi sta in rigore, ma perché? Chi le state chiamate? Perché non ce l'ha ratenata volta? Questo è il problema, ma ripeto, da regolamento, quello che hai detto tu, se è un movimento, cioè un movimento strano, cioè nella medesima movimento, nel medesimo calcio di Spinazzolo, lui fa questo movimento qua, è inaspettato, e da regolamento, essendo involontario, non è rigore. Detto questo, arrivederci, è stato un piacere. Ciao, sparisco. Va bene, Andrea ci abbandona. Continuiamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Va bene, vabbè, insomma, alcuni commenti che sono arrivati abbiamo risposto parlandone. Il discorso, ragazzi, secondo me, cercando di essere il più sincero possibile, che dal mio punto di vista abbiamo ragione purtroppo in questo momento per come sta andando la stagione, alla fine tutti quanti, cioè chi dice che è rigore tendenzialmente per me ha ragione, come chi dice che non è rigore tendenzialmente ha ragione, perché purtroppo, come diceva Mauro sempre in uno dei commenti, viene data un po' troppa discrezionalità agli arbitri,
perché comunque più volte quest'anno non hanno seguito il regolamento tendenzialmente alla lettera. Poi insomma continuano a scrivere che l'anno scorso grazie a un rigore abbiamo vinto il campionato. Ragazzi, non possiamo ringraziarvi per sempre, è successo, l'abbiamo vinto e cioè porca troia, adesso vincetevi il campionato. Salvatore, insomma, giusto perché Salvatore sta incalzando continuamente, ho detto più volte che ieri c'era il rigore su Bonini, non so se c'era un rigore proprio su Bonini, il rigore che ha causato Bonini, insomma, a sfavore dell'Inter assolutamente inesistente, ma questa cosa l'ho detta già più volte, insomma, che ieri è stato dato un rigore al Como totalmente scandaloso e totalmente senza senso, e che probabilmente l'arbitro e la sala VAR si sono drogati tendenzialmente, sono fumati un paio di canne per dare quel rigore, insomma, su un intervento tendenzialmente inesistente, perché in realtà è Nico Paz che dà un calcio a Bonini e gli viene chiamato rigore. Totalmente, cioè veramente io quando ho visto quella cosa io ho detto ma che sta succedendo, questi sono pazzi. Però purtroppo ragazzi, come vedete, cioè, il problema è proprio la classe arbitrale. Il problema secondo me sai qual è? È che noi non potremmo mai avere un regolamento che può essere seguito alla lettera, o almeno ci hanno provato, non so se ti ricordi l'anno di De Ligt alla Juve, no? Che gli chiamarono 2-3 rigori uno dietro all'altro, perché per non avere discrezionalità l'arbitro deve fare calcio di rigore, è sempre calcio di rigore a prescindere, tipo a me dispiace dirlo e penso che prenderò una valanga di insulti, ma il rigore l'anno scorso chiamato a Bissek, che poi ci ha fatto vincere lo scudetto, per me è calcio di rigore, sai perché? Perché ormai c'è questo falso mito che basta avere le braccia dietro attaccate dietro al corpo per non essere rigore. Non è così. Per me Bissek fa il movimento col braccio ad andare verso il pallone. Quindi non è Katakuyut o... Ha aumentato il volume del corpo. No, ma fa proprio il gesto di andare verso il pallone, quindi l'intenzionalità... Io per esempio quello là di Gatti, ti dico la verità, non l'ho visto, quindi non ti so dire come è andato, diciamo, l'episodio. Io ti dico che questo io l'ho visto e io ti dico che qua pure c'è... Secondo me è abbastanza scandaloso che non sia stato chiamato, perché lo stesso Gatti, per carità, il braccio è lungo al corpo e nessuno lo mette in dubbio, però se tu vedi il video, lui chiaramente, se ci fai caso col viso, guarda il pallone e fa comunque un po' il movimento a spostarsi. Cioè se tu fai il movimento a spostarti e il braccio chiaramente comunque non è aderente al corpo, perché il braccio non è aderente al corpo, cioè comunque per me questo è mano tendenzialmente. No, ma perché poi per carità di Dio nessuno dice che Gatti, per esempio, razionalmente voleva causare il calcio di rigore. Però se come movimento involontario, un po' come parliamo di memoria del corpo, lui inconsciamente fa il movimento di andare verso il pallone, cioè, non è che Katakuyut, capito quello che voglio dire? Cioè stai andando ieri, buongiorno, per ritornare al discorso di buongiorno, e ti giuro Vince, mo figura, io sono tifoso del Napoli, perché avessi a Rischer voglio perdere la partita, però lui involontariamente o irrazionalmente allarga il braccio nel momento in cui Spinazzola sta calciando, e infatti lui il braccio ce l'ha larghissimo. Poi ti ripeto, a livello di regolamento non è calcio di rigore, bene per noi, non è male per noi, benissimo per noi, perché sennò la perdiamo la partita. Però se non me lo fischiano a favore questo rigore, io bestemmio, perché è larghissimo il braccio. No, ma ti ripeto, lo capisco ed è giusto, cioè, ma io stesso ti ripeto, sono d'accordo con te per tutto quello che è successo anche durante quest'anno, e anche ieri, quando poi ho rivisto l'episodio, io ho stesso pensato, se fischiano rigore io non mi lamento nemmeno, perché alla fine, cioè, per tutto quello che è successo, ripeto, in questa stagione, non mi sarebbe sembrato assolutamente strano. Ma detto ciò, rigore non te lo fischiano a favore, tu ti innervosisci un po' se questo rigore non te lo chiamano a favore. Ma è chiaro che mi innervosisco, è chiaro che dico che cazzo, il braccio è larghissimo, è chiaro, però diciamo questo dico, cioè ma Fena, siamo d'accordo, però come dire, nel momento, nel calore del momento bestemmio i santi e le madonne, poi dopo magari
mi infastidisce lo stesso, però se poi mi spiegano e mi fanno capire come dovrebbero fare, ma a volte purtroppo provano a farlo, ma sembrano semplicemente che si giustifichino, e non sto parlando in realtà di questo episodio, ma sto parlando di tutto quello che è successo dalla prima giornata a questa qua. Chiaramente se mi spiegano la cosa, guarda, no, però da regolamento così così e così, dico, ah, boh, sostanzialmente, cioè come per esempio lo stesso questa, no? Ha fatto in questo modo, nel senso magari questa si sarà pure innervosito, però poi lui a fine partita gli hanno spiegato la dinamica, ha detto vabbè no, al termine del regolamento mi hanno spiegato che non è calcio di rigore. Ti fa incazzare lo stesso, però quantomeno lo capisci. Il problema per me è sempre lo stesso, è che ci sono diversi metri di giudizio. Poi è normale che io da tifoso, se è a parti inverse mi incazzo, cioè nel senso mi innervosisco. Questo è il discorso, quindi è anche normale che magari i tifosi del Parma hanno gridato allo scandalo, cioè ci può stare sostanzialmente. Detto ciò, gli ultimi argomenti che possiamo anche racchiudere tendenzialmente parlano della corsa Champions e partirei naturalmente dal crollo. Allora, io ti dico crollo clamoroso, ma è più per fare l'introduzione, ma per me clamoroso non è, perché io me lo aspettavo il crollo del Milan. Non so se ti ricordi, ne abbiamo parlato anche nella scorsa live, ne abbiamo parlato in altri, forse ne ho parlato anche con qualcun altro, non ricordo. Io ho sempre detto il Milan rischia, perché dopo la sconfitta col Napoli, crollo mentale, la Juve è lì, il Como sta viaggiando, la Roma comunque è ancora aggrappata a quella situazione, quindi secondo me il Milan rischia. E la domanda che ti voglio fare, secondo te rischia veramente di perdere la Champions? Allora, secondo me rischia, perché comunque il Como visto ieri sera ti mette timore, perché fondamentalmente il Como è una squadra che gioca bene, che segna e che ha la potenzialità di fare un filotto di vittorie che potrebbe valere la Champions. Io credo che alla fine il Milan si salvi, perché comunque in panchina ha un allenatore che bada molto al sodo e che quindi, se la partita tra virgolette non la deve perdere, comunque sa come non perderla. Poi può succedere, così come è successo sabato, che faccia questo tonfo clamoroso. Il problema del Milan sta proprio, secondo me, nel suo allenatore. Cioè, io sono un po' pro Riccardo Trevisani. Io non so se tu ogni tanto vedi video di quello che succede sulle reti Mediaset. In quel bellissimo programma molto... Sì, vabbè, che poi il 90% di giornalisti che stanno in queste trasmissioni dovrebbero bruciare vivi, perché sono una massa di incapaci. Io non so perché siano così filo juventini, milanisti, interisti, a tal punto da manco dire la verità quando poi è palese. Però è tutto opinabile, quindi loro fanno gli opinionisti a modo loro. Però, ritornando al discorso, io sono pro Riccardo Trevisani, perché Allegri è gioia e dolori. Quando trovi il gol, Allegri è pro, perché comunque la partita te la fa vincere. Il problema del Milan è che da qualche mese a questa parte gli attaccanti non segnano più. Infatti gli ultimi gol del Milan portano la firma di Pavlovic o di Rabiot, a memoria sto andando, non me li ricordo tutti. E quindi quando poi tu non segni, cioè Allegri non ha mai avuto un bel gioco, a meno che non abbia i campioni in mezzo al campo. Il Milan campioni, a parte Modric, non ne ha. Quindi se non segna più, se non segnano più, non è che puoi trovare il Pavlovic ti può salvare una partita, te ne può salvare due, ma poi è sempre Pavlovic, di mestiere fa il difensore, capito? Trovi una squadra ben allenata, perché dico la verità, per quanto i risultati dell'Udinese siano altalenanti, ma penso che abbiano trovato l'allenatore migliore degli ultimi 5 anni. È ben allenata, gioca anche bene, secondo me, con i giocatori che ha.
ed è capace di fare questi miracoli, perché anche col Napoli, cioè l'Udinese fece una grandissima partita a Udine contro il Napoli, che poi finì 1-0 o 2-0, ma non mi ricordo, fu 1-0. 1-0 perché però gli vennero annullati altri 2 gol, quindi era un altro 3-0 lì. Quindi Assolutamente. il Milan rischia perché non ha gioco e non ha i fenomeni. Qui apro e chiudo una velocissima parentesi, vorrei ricordare di quando paragonavano Rafa Leao a Kvicha Kvaratskhelia, e abbiamo visto un po' la differenza qual è. Uno vince le Champions e l'altro pensa a cantare. Dico Ma solo poi questo. le vince e decide anche le partite, cioè Kvaratskhelia, l'altra volta ho visto un post di Fabrizio Romano, in pratica Kvara le partite del Paris Saint-Germain vince sempre l'uomo della partita, il premio migliore in campo, no? Cioè, è un qualcosa di clamoroso Kvaratskhelia. Il Milan non ha i fenomeni che gli decidono la partita e quindi fa difficoltà se poi non la sblocca. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, rischia, ma secondo me poi alla fine si salverà per il rotto della cuffia. Come spesso è capitato ad Allegri in determinate situazioni. Tornando insomma a quello che dicevi pure tu, l'Udinese per me infatti è allenata piuttosto bene ed è altalenante semplicemente perché tendenzialmente ha dei giocatori in alcune posizioni del campo che insomma sono quantomeno discutibili dal mio punto di vista, naturalmente, e comunque a giocatori che non riescono magari a mantenere la tensione alta in tutte le partite, quindi ci può stare. Infatti l'Udinese ha fatto delle grandissime partite contro le grandi e delle brutte figure a volte contro squadre insomma di livello anche a volte più basso del suo. Per quanto riguarda il Milan, dicevo all'inizio, per me rischia perché diciamo il fattore psicologico potrebbe incidere tanto, il fatto che hanno perso anche il secondo posto, adesso sono crollati, si vedono arrivare da dietro, la possibilità di perderlo questo posizionamento Champions, no? Una cosa a cui secondo me i giocatori anche mentalmente non erano minimamente abituati, no? Perché dal mio punto di vista nella testa dei giocatori del Milan si era insinuata questa cosa che la Champions ormai era certa, in realtà loro stanno cercando per qualche motivo insano di provare ad andare a prendere l'Inter. Insomma, non so se sei d'accordo su questa cosa, ma secondo me si era instillata un po' questa cosa. E poi sono d'accordo anche con te sul fatto che se Allegri non ha i fenomeni, per lui diventa complicato ottenere determinati risultati. E aggiungo che secondo me il suo più grande flop quest'anno è stato proprio Rafa Leao, totalmente Rafa Leao, perché sicuramente non è un giocatore facile, non è un giocatore facile da gestire, però io pensavo che lui riuscisse più, sai, perché comunque Allegri è più gestore che allenatore, ok? Quindi Sì. pensavo che lui riuscisse un pochino a smuovere Leao per farlo rendere in maniera diversa. Invece, secondo me, quello è stato il suo più grande flop, non solo per colpa di Allegri, naturalmente, perché secondo me in questo Leao ha tantissime colpe. Infatti a me dispiace perché secondo me Leao sta andando verso sostanzialmente una fase della carriera preoccupante, secondo me, preoccupante. Il problema di Leao secondo me è soprattutto la testa, perché molte Sì, partite sì. le gioca svogliato, e guarda, Allegri ha provato secondo me a metterlo anche al centro del progetto, vedi anche con l'Udinese, comunque Leao l'ha fatto giocare prima punta, è vero, secondo me è fuori Sì, sì. posizione lì perché Leao ha bisogno della fascia, però Leao è buono per il FIFA Street, per lo yoga bonito, quando, non so se ti ricordi la pubblicità della Nike, yoga bonito. Quello è bravo Leao. Poi invece quando lo metti in mezzo al campo e serve la concretezza, Leao non è cosa sua, perché o gli dai campo in modo tale, paradossalmente io pensavo che Allegri fosse allenatore perfetto per Leao, perché se io mi difendo basso e poi devo ripartire con 70 metri di campo, Dovrebbe essere Leao. devastante in campo aperto. Esatto. Il problema qual è? Che quando poi il Milan si trova a dover fare la partita, tipo contro l'Udinese che ti aspetta, vanno in difficoltà. Leao non ha spazio, vuole fare le marrachelle e alla fine poi i risultati sono questi. Assolutamente, assolutamente. Infatti
ritornando a guardare un attimo la classifica e tornando sul discorso, stiamo dicendo che il Milan potrebbe rischiare. Secondo me, insomma, adesso cominciano un pochino ad avere un pochino di paura, trovandosi a soli 3 punti di distanza dalla Juventus, e devono anche loro ringraziare i cugini dell'Inter che hanno battuto il Como, perché lasciano il Como a -5 sostanzialmente dal Milan al momento. Quindi, E poi il secondo me, Milan, e comunque il Milan non ha un bel calendario da qui fino alla fine, perché ha 2 o 3 esattamente. scontri diretti importanti. Esattamente, se guardiamo come si suol dire, se guardiamo la streak delle ultime 5 partite, il Milan sta insomma steccando parecchie partite, ne ha perse 3 su 5, che per una squadra che comunque deve arrivare in Champions, cominciare a perdere tutte queste partite nel mese di aprile diventa molto molto pericoloso, secondo me. Molto Sì, molto molto sì. pericoloso. Cioè sta Ma facendo un po' alla Gasperini. ecco, io lì pure volevo arrivare. Faranno la fine di Gasperini, che poi Gasperini a me mi fa morire, perché prima ammazzea, come si dice da noi, e poi ha visto la pazienza se non fiete, no, però i Fredkin non mi hanno mai chiesto la Champions, fino a qualche settimana fa volava Gasperini, bello, andava a fare le interviste, tutto bello, poi alla fine le squadre di Gasperini hanno sempre fatto questo, e io me lo aspettavo, perché io non ho capito, ecco, vedi lì, poi parliamo sempre di preparazione, no? Le squadre di Gasperini fino a marzo vanno fortissime, poi non si capisce niente di più. Calano sempre, e questa è la cosa assurda, nel senso, cioè, non la cosa assurda, l'assurdità del non provare a cambiare, anche se poi magari fai un macello, no? Però a provare a cambiare il metodo di preparare la stagione, perché se tu, cioè tu non posso pensare che tu da allenatore non la vedi questa cosa, no? Che le tue squadre verso marzo-aprile cominciano a calare drasticamente, vuol dire che c'è un difetto, no? Sostanzialmente, che non ti riesce a far mantenere il livello di preparazione è alto, oppure se non è quello il problema, se il problema non è fisico, vuol dire che il problema ce l'hai tu, vuol dire che il problema è mentale, vuol dire che non riesci a mantenere la tensione alta, perché comunque fa la differenza, e quindi i tuoi giocatori calano, perché mo ci vuole, Roma e Atalanta sono lì come qualità della rosa, qualità forse esagero, però come forza della rosa più o meno stai lì ormai Roma e Atalanta. Entrambe le Sì. squadre sono state allenate da Gasperini, ti trovi, e l'Atalanta è lì semplicemente che l'Atalanta all'inizio stagione si è suicidata. No, ma certo, Cioè, vabbè, capito? avevano avuto quell'altro lì. Hanno tentato il suicidio e poi si Sì, sì, sono sì. salvati in calcio d'angolo. Cioè. Hanno trovato Raffaele Palladino così, buttato Eh, lì, che chiedeva i 5 euro a piacere fuori lo bravo. stadio, e si hanno buttato lì. Come si suol dire, qua sono caduti e hanno trovato 50 euro in terra. Sì, sì. No, ma poi sai che cos'è? Che a marzo, da marzo in poi, ogni punto vale tantissimo. Parlo soprattutto per le squadre che lottano per la salvezza, no? Vedi anche il Parma. Fare un punto contro il Napoli, e tra andata e ritorno ne hanno fatti 2. Per loro che lottano per la salvezza, anche se il Parma comunque secondo me è tranquillo, Infatti sì. vale tantissimo rispetto ad altre squadre che normalmente contro il Napoli o contro l'Inter o contro il Milan fanno 0 punti andata e ritorno. Quindi non è un caso che Gasperini da marzo in poi inizi a crollare, perché poi quando le partite contano davvero, il pallone inizia a scottare, come si dice, le squadre di Gasperini crollano, perché secondo me Gasperini ha un unico modo di giocare a calcio, e tu poi da marzo in poi le squadre le trovi preparate, perché ti ripeto, per la Cremonese vincere o pareggiare contro la Roma vale tantissimo rispetto a un Lecce che perde per esempio con la Roma. E quindi si giocano la vita, e Gasperini non sa come uscire, come giocare diversamente. Cioè, se si deve inventare un cambio tattico, Gasperini non lo sa fare. Assolutamente. Infatti, scusami, stavo recuperando un'immagine che però non riesco a recuperare, quindi sti cazzi, va bene. Te lo chiedo così, sostanzialmente, perché volevo chiudere con un pronostico al volo per la Champions.
perché adesso ci sono i ritorni dei quarti di finale, sostanzialmente. Potrebbe avverarsi, diciamo, una prima parte di un sogno che tu avevi, sostanzialmente. Non so se mi hai capito. Sì. Quindi, vabbè, ma il Ciolo a me mi piace tantissimo, cioè è proprio una squadra sporca, è proprio, cioè noi a volte, guarda, veramente, noi a volte critichiamo Allegri per il suo gioco, no? Ma l'Atletico Madrid è un qualcosa di bruttissimo da vedere, però a me mi gasano perché sono sporchi, sono brutti, sono anche scorretti molte volte, però ogni partita è come se avessero, sai, i fucili dei cecchini puntati. È una guerra, ogni partita è una guerra. Per loro è una guerra, ogni partita è una guerra civile e quindi non lo so, a me mi gasano tantissimo. Infatti hanno fatto un partitone. Allora, secondo me sarà difficile il ritorno per l'Atletico Madrid perché il Barcellona non è essendo una squadra molto giovane, anche se formidabile, secondo me non riescono tanto a gestire l'andata e il ritorno, però sulla partita secca, se il Barcellona deve vincere, il Barcellona è fenomenale. Però io ci credo, quindi io ti dico, mantengo, diciamo, i pronostici della live scorsa, quindi per me il Bayern Monaco l'ha dimostrato anche a Madrid, è la squadra da battere. E nel frattempo continuiamo a sognare con i Colchoneros. Sì, perché probabilmente penso che il Paris Saint-Germain potrebbe facilmente passeggiare ad Anfield, secondo me. Sì, il Liverpool ormai è Il una Liverpool squadra quest'anno è cotto. Sì, è cotto totalmente. L'Atletico Madrid potrebbe tentare di completare l'impresa anche perché gioca in casa. Dici. E ti dico un'altra cosa, no, non di Champions League però. Iniziamo a chiamare dei bravi medici, psichiatri, psicologi, vedi tu, per i tifosi dell'Arsenal. Sì. Perché questi Sì, guarda, la Premier League secondo me la perdono, io questo, guarda, ci ho pensato che era una cosa di cui potevamo parlare, però volendo, vedi, potremmo fare un'altra live in settimana e ci mettiamo in mezzo un po' di sta roba che si potrebbe parlare, perché pure a me piacerebbe parlare della situazione Arsenal che potrebbe sta rischiando pesante, e domenica c'è City Arsenal. Sì. E il City è una partita in meno. Il City è una partita in meno e se il City vince contro l'Arsenal sono cazzi, secondo me, per Arteta, sono proprio cazzi. Però magari proviamo ad organizzarci, facciamo un'altra live in settimana e parliamo un po' di calcio estero, magari ci mettiamo dentro Champions, Premier e Liga. Ci sto. Va bene, va buono. Andiamo in chiusura. Grazie a tutti naturalmente per averci seguito. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Continuate a seguirci sui social così saprete quando andremo live, oltre naturalmente sempre a lunedì con il caffè del lunedì che fissa, come ben sapete. Ma qual è Giorgio Stuaglione? Giorgio chi? Se sta dicendo Giorgio Chiellini, Fernando tra poco si impicca probabilmente. Giorgio chi? Giorgio chi? Comunque, ragazzi, grazie davvero, ripeto, per averci seguito. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Dal nostro punto di vista, naturalmente, forza Napoli sempre e buonanotte.